Presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha convocato per domani la consulta per l'autonomia. All'ordine del giorno un aggiornamento complessivo sullo stato del percorso per l'acquisizione dell'autonomia differenziata. Primarie del Partito Democratico, anche in Veneto la base premia Nicola Zingaretti, che annuncia prossimo passo mettere in campo una nuova proposta di tutto il centro-sinistra sul tema delle autonomie. Terribile schianto stamani in Valsugana, San Nazario, nello scontro frontale tra la sua auto ed un tir ha perso la vita una donna di 46 anni di Borso del Grappa. Scende da Far West stamattina davanti alle poste di Vicenza, rapinatore solitario armato di pistola spara 2 colpi in aria, era una scacciacani ma è stato terrore tra i clienti. Smog alle stelle, allerta arancio per gli agglomerati di Padova, Vicenza, Verona e per il comune di Rovigo. Da domani scattano le ordinanze antismog. Denunciati per atti osceni in luogo pubblico dopo aver consumato un rapporto sessuale sotto il ponte di Calatrava, protagonista una coppia di 36enni veneti. Feste, allegria e coriandoli, ultime ore di carnevale. Venezia si prepara all'invasione del martedì grasso, in terraferma carri pronti a sfilare. D'Antenna 3 domani dalle 11:45 trasmetterà in diretta la sfilata dei carri allegorici di Conegliano. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Apriamo con la cronaca, con una notizia giunta proprio in questi minuti in redazione. 2 cadaveri sono stati trovati in una villetta a Padova, nel quartiere dell'Arcella. Secondo una prima ricostruzione, per gli investigatori si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio. La villetta si trova appunto nel quartiere dell'Arcella. Sembrerebbe che i 2 cadaveri appartengano a fratello e sorella. Sul posto sono arrivati da poco gli agenti della polizia scientifica e quelli della squadra mobile che stanno conducendo le indagini. Naturalmente vi aggiorneremo su questo fatto di cronaca nel corso del telegiornale e delle prossime edizioni dei nostri notiziari. Proseguiamo con la politica, perché l'avete sentito nei titoli. Il Presidente del Veneto Luca Zaia ha convocato la consulta per l'autonomia che si riunirà domani mattina a Venezia. All'ordine del giorno dell'organismo un aggiornamento complessivo sullo stato del percorso per l'acquisizione dell'autonomia differenziata e sulla proposta d'intesa con il governo. Della consulta, lo ricordiamo, fanno parte tutte le rappresentanze della società veneta, gli enti locali, le associazioni imprenditoriali ed economiche, il mondo della cooperazione, i sindacati ed i rappresentanti del terzo settore, oltre anche alle università. E sulla questione dell'autonomia è intervenuto anche il nuovo segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, uscito trionfante dalle primarie che si sono tenute ieri in tutta Italia. Zingaretti ha incontrato questa mattina i governatori delle regioni amministrate dal centro-sinistra, ma ha detto prossimo passo sarà quello di mettere in campo una nuova proposta di tutto il centro-sinistra sul tema delle autonomie. E a proposito di primarie, vediamo intanto che cos'è successo ieri a Treviso. Quanta gente è arrivata qua? Circa 1 migliaio di persone nel giro di 2 ore, 2 ore e mezza. E questo è il segnale che il Partito Democratico a Treviso e nella Marca è più vivo che mai. E queste code dal mattino sia in Piazza dei Signori che negli altri seggi allestiti un po' ovunque nella Marca danno nuova forza al centro-sinistra trevigiano. Oltre 13.000 i votanti, qualche centinaio in più rispetto alle ultime primarie del 2017. Maggioranza schiacciante per Zingaretti con il 68%, seguito da Martina con poco più del 18% ed infine Giachetti con il 12%. Ma è la voglia di cambiamento che gli elettori hanno voluto esprimere in maggioranza con questo voto. Posso chiedere perché è venuto a votare? No, Perché è venuto a votare? Perché è ora di cambiarla questa situazione. Per dare un'alternativa a questo Paese, a questo governo. Abbiamo bisogno di un'opposizione, abbiamo bisogno di forze nuove, abbiamo di una nuova sinistra, di qualcuno che contrasti questo dilagare di un governo assolutamente
come dire, populista. Seggi contornati di polemiche, quello in Piazza dei Signori con la visita dei vigili per i cartelli e quelli criticati dalla Lega come Roncade perché allestiti nelle sale consigliari. Un voto per cambiare questo PD? Tutte e due. Il PD era una buona idea, non ha funzionato come doveva funzionare, si può cambiare. Il partito è da rimettere in forma e credo che attraverso uno spirito di squadra, di unità, riusciamo a farcela. Un successo comunque le primarie, addirittura inatteso dagli stessi attivisti. Questa mattina abbiamo fatto fatica a dare le schede per il voto. È vero che siete tornati perché le avete finite? Abbiamo finito le schede, abbiamo dovuto stamparne di nuove perché non potevamo più fare in modo che la gente votasse. Una voglia di partecipazione che ha contagiato anche i turisti presenti in città. Penso sia necessario votare per queste cose qui, è democrazia, che non devono essere i partiti a decidere che i premier, ma deve essere i cittadini. Senta, ma cambiare il partito o cambiare l'Italia? Il partito dovrebbe cambiare l'Italia. Ed ora i provvedimenti in discussione al Senato su pensioni e reddito di cittadinanza. Oggi l'INPS ha comunicato a Treviso i dati provinciali appunto sulle domande. Sentiamo quali sono nel prossimo servizio. Anche i trevigiani guardano con interesse ai nuovi provvedimenti in discussione al Senato col decretone su quota 100 e reddito di cittadinanza. Se alla fine di febbraio erano quasi 78.000 le domande di pensione arrivate all'INPS da tutta Italia, oggi in Camera di Commercio il direttore provinciale dell'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha comunicato il numero delle richieste giunte agli uffici di Viale Trento Trieste alle 10 di questa mattina, che hanno impensierito e non poco i sindacati. Sono dati che ci fanno naturalmente preoccupare il giusto, perché a questa mattina, e siamo all'ordine dell'apertura, già 822 domande sono state richieste e quindi l'uscita di tutti questi lavoratori dal mercato del lavoro sono assolutamente preoccupanti, visto che poi di questi 822 il 60% riguarderà il pubblico impiego, dove sappiamo appunto sanità, scuole, uffici pubblici, servizi alla persona fondamentali per noi. Sindacati che già vedono l'emorragia di professionalità con un inevitabile salto generazionale nel privato, ma anche veri e propri buchi occupazionali nel pubblico causati dalle lungaggini per concorsi ed assegnazioni. E non è l'unico dato comunicato che impensierisce i sindacati e non solo. Sull'altro fronte, e con le debite attenzioni, l'INPS sta facendo i conti sulle possibili richieste per il reddito di cittadinanza, che potrebbero a breve arrivare da tutta la Marca. Anche i dati ipotetici teorici sui beneficiari del reddito di cittadinanza su Treviso sono preoccupanti, perché 20.000 possibili beneficiari, dei quali 7.000 richiedenti nel comune di Treviso, danno uno spaccato di una provincia che è all'inizio di un cambiamento, di una logica dove il lavoro era il fondamento per tutti. La pagina della cronaca, ora incidente mortale questa mattina sulla Valsugana, è morta una donna di 46 anni, sentiamo. Ancora una volta la Valsugana, ancora un lutto, ancora una volta una strada bloccata per ore. Il dolore si somma ai danni per le mattinate perse, per l'economia locale, per il trasferimento di merci e di persone. Dire l'ennesima mattinata da incubo non è retorica, perché qui il termine ennesima è di per sé una notizia. Quindi la settimana nera ennesima della statale 47 inizia alle 7 di lunedì mattina, quando i mezzi di soccorso devono partire in sirena per uno scontro frontale a Merlo, una località di San Nazario. Qui si erano appena scontrati frontalmente un utilitario con un mezzo pesante, impatto violento che non ha lasciato alcuna possibilità ad una signora di 46 anni residente a Borso del Grappa. Era a fine del suo turno di notte. Non è difficile pensare che questo abbia influito sulla dinamica dell'incidente, circostanza che verrà naturalmente verificata solo dalle indagini. Dramma nel dramma, l'autotrasportatore con cui si è scontrata era un vicino di casa.
Operazioni di soccorso che sono andate avanti per ore da parte di SUEM, Vigili del Fuoco, così come i necessari rilievi da parte della Polizia Stradale. Tutto bloccato, con la Polizia Locale a cercare di arginare i gravi problemi di viabilità. Ancora una volta, sul banco degli imputati non può che esserci la grande acclarata pericolosità della Valsugana, che ha avuto in queste settimane l'evento simbolo nel gigantesco incidente di gennaio dovuto alla strada ghiacciata, incidente per cui sono stati disposti accertamenti tecnici e anche giudiziari che dovranno stabilire se l'incidente fu solo un capriccio del destino. Si muove qualcosa a proposito di sicurezza della Valsugana o siamo a bocce ferme? Si muove qualcosa dal punto di vista formale, nel senso che sono stati assegnati questi 8 milioni di euro ad ANAS per la progettazione e l'ammodernamento di questo tratto. Dire che si muove qualcosa è quasi offensivo per la nostra popolazione, per l'incolumità pubblica, perché la risoluzione di questo problema si protrae da 40 anni, quindi la gente, gli amministratori, io credo che tutti noi siamo stanchi di aspettare, anche perché c'è la spada di Damocle del completamento della pedemontana che apporterà maggior traffico in una situazione in cui ci sono dei centri abitati che stanno diventando un vero e proprio cimitero. L'arteria è pericolosa già di per sé stessa, perché magari stretta, perché magari trafficatissima, e ci aggiungiamo comportamenti scorretti da parte degli automobilisti e da parte di traffico pesante, chiaramente il pericolo si aggiunge al pericolo. Ed un altro tragico schianto si è verificato a Fossalta di Piave, anche qui a perdere la vita una donna. Sentiamo. Ha perso il controllo dell'auto finendo nel fossato e schiantandosi contro un platano. Così ha perso la vita stamane, poco prima di mezzogiorno, una donna di 58 anni in via Cadorna a Fossalta di Piave, lungo il rettilineo al di fuori del centro abitato. Un impatto talmente violento da non lasciare scampo alla donna. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Poco dopo sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente e stabilire le cause dell'uscita di strada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Ed ancora cronaca, scene da film, questa mattina alle poste di Via del Verme a Vicenza, rapinatore solitario armato di pistola, spara 2 colpi in aria ed è il panico tra i clienti. Sentiamo. Momenti di terrore all'ufficio postale di Viale Jacopo dal Verme in città, dove è stato affisso un cartello chiuso per rapina. Proprio qui attorno alle 9 un individuo con il volto coperto con un passamontagna è entrato. Dentro c'erano 8 persone, 4 clienti e 4 dipendenti. Ha estratto una pistola, una scacciacani e tenendo tutti sotto tiro è riuscito a prendere una cassetta con dentro 1000 euro. Scene da film, scappando, superato l'uscio, ha sparato in aria 2 colpi d'arma seminando il panico tra i presenti. Una donna per la paura è svenuta, mentre una cliente è riuscita a chiamare il 113. Il rapinatore è scappato in sella a una bici, l'intera scena è stata ripresa dalle telecamere della videosorveglianza posizionate all'interno e all'esterno dell'ufficio di Via dal Verme, ispezionato dagli uomini della scientifica. Il rapinatore potrebbe avere le ore contate. E quarto assalto ad un bancomat nel giro di poche settimane in provincia di Padova. Il sospetto è quello che si tratti di una banda di professionisti specializzati appunto nell'assaltare banche ed uffici postali. Sentiamo. Un forte botto verso le 2:10 della notte tra domenica e lunedì è risuonato in via del Santo a Limena. Sul posto sono arrivati subito i carabinieri della locale stazione per scoprire che si trattava del quarto colpo ai bancomat in pochi giorni in provincia di Padova. Sicuramente professionisti che hanno usato il metodo definito dagli inquirenti della marmotta, ovvero un parallelepipedo di metallo riempito di polvere pirica che viene inserito nell'apertura dei bancomat, rendendo ancora più efficace l'esplosione. Una tecnica artigianale usata da professionisti di questi assalti. La filiale di Limena, secondo i testimoni, è stata più volte nel mirino della criminalità. È successo parecchie volte, addirittura con una macchina fuori strada, che allora non c'erano qua i cosi, che hanno sfondato la vetrata, diciamo proprio quella di fianco al bancomat, e poi dopo sono entrati e tutti i dipendenti si sono chiusi nella stanza blindata, per dire. Sì, qua siamo recidivi di parecchie volte.
L'azione ha consentito ai ladri di arraffare tutto il denaro e di scappare nel cuore della notte. I carabinieri della locale stazione e i militari del NORM sono intervenuti per i rilievi. Con loro anche il nucleo investigativo. Si stanno visionando le telecamere di videosorveglianza per cercare di dare un volto e un nome ai banditi. Si tratta del quarto colpo con identica modalità in meno di 2 settimane. Ecco, stanno per arrivare le prime immagini del duplice omicidio-suicidio a Padova, i 2 corpi che sono stati ritrovati in una villetta a Padova. Tra pochissimo le manderemo in onda. Intanto restiamo a Padova per parlare di smog, perché è allerta arancio ancora una volta, non solo a Padova ma anche negli agglomerati di Vicenza, Verona e per il comune di Rovigo. Sentiamo. Livelli di polveri sottili alle stelle durante il fine settimana a Padova e così da martedì 5 marzo torna il semaforo arancione che impone le limitazioni sul traffico bloccando la circolazione dei diesel Euro 4. Un fine settimana con livelli che hanno superato abbondantemente i 100 microgrammi per metro cubo, un mese di febbraio che purtroppo ha confermato le già pessime condizioni dell'aria che a gennaio avevano posizionato Padova ai primi posti della classifica delle città più inquinate d'Italia. Tornano le limitazioni ai veicoli dalle 8.30 alle 18.30 e agli impianti di riscaldamento, ma tornano anche alcuni provvedimenti sperimentali. Ritornano gratuiti parcheggi scambiatori nord e sud, appunto con questo programma sperimentale che abbiamo messo in atto nel momento in cui si arriva allo sforamento. Siamo al 7° giorno con i dati di ieri, i dati sono alti e abbiamo visto che quest'ultimo mese è stato veramente disastroso sul piano della qualità dell'aria. Provvedimenti che dureranno fino a venerdì in attesa del prossimo bollettino ARPAV previsto per giovedì. Visto l'andamento di quest'ultimo mese, l'amministrazione comunale sta pensando di mettere in campo un piano d'azione per l'aria che prevede iniziative a lungo termine per contrastare l'inquinamento. Un piano di azioni a medio-lungo termine. L'aria non si affronta semplicemente con azioni a breve periodo e quindi stiamo ripartendo da tutti i dati che abbiamo per poi mettere assieme. Il mio scopo è fare un vero e proprio pacchetto di azioni con tutto quello che possiamo fare e che arriva ad incidere sulla qualità dell'aria e quello che possiamo fare in più come amministrazione, in modo da condividerlo e condividere un programma che vada oltre questo mandato e che possa incidere non solo a breve ma anche a medio termine sulla salute di tutti noi. Ecco, abbiamo il collegamento ora in diretta con Eraclea, la camorra in Veneto. Oggi tra pochissimo è atteso il Consiglio Comunale, il primo che è stato convocato nella cittadina del Litorale dopo l'arresto del sindaco Mirko Mestre. Ci colleghiamo quindi subito in diretta con i nostri inviati. Vedo Filippo Fois, buonasera. Buonasera Marta, buonasera ai nostri telespettatori. Come vedete alle mie spalle il municipio di Eraclea e qui tra pochi minuti comincerà, come hai annunciato tu, il primo consiglio comunale della maxi operazione di polizia e guardia di finanza che aveva portato a 50 arresti, tra cui quello del sindaco di Eraclea, Mirko Mestre. Si tratta di un consiglio comunale ordinario, vale a dire era già stato fissato prima dell'operazione anticamorra del 19 febbraio, per cui non affronterà subito quello che è accaduto in queste settimane. Sono previsti diversi punti all'ordine del giorno, sia per l'approvazione di alcune variazioni di bilancio che approvazione di delibere che erano state già votate in precedenti consigli comunali. Poi però si arriverà a quello che è il momento più atteso, vale a dire il vice sindaco di Eraclea, Graziano Teso, che in questo momento sta facendo le funzioni di sindaco, dovrà riferire al Consiglio quanto accaduto in questi giorni, compresa la sospensione da incarico di sindaco di Mirko Mestre. Mirko Mestre che, vi ricordiamo, ha rassegnato anche le dimissioni da sindaco venerdì scorso. Queste dimissioni significano la decadenza automatica del Consiglio Comunale che andrebbe quindi a commissariamento prefettizio. Questo se le dimissioni non vengono ritirate. Il sindaco ha 20 giorni di tempo dal momento delle dimissioni per poterle ritirare, quindi la scadenza è del 21 marzo. Ma c'è un'altra
un'altra questione per la quale si attendono le prese di posizione dei consiglieri comunali qui a Eraclea, e vale a dire le opposizioni hanno già annunciato che presenteranno le proprie dimissioni. Ecco, in questo caso il Consiglio decadrebbe immediatamente. Viceversa, da parte della maggioranza è stato più volte annunciato che non c'è alcuna intenzione di dimettersi. Come detto, si tratta più di un atto politico questo, perché comunque se il sindaco non ritira le dimissioni il Consiglio comunale cadrà ugualmente. Però, come dire, ci sono due fazioni che si stanno in questo momento confrontando in Consiglio comunale, come in città, su due schieramenti opposti, e naturalmente il dibattito è molto vivace. Dunque, come detto, tra poco comincerà il Consiglio comunale, del quale vi daremo notizie nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Per ora vi restituiamo la linea. Grazie a Filippo Fois e Paolo Sanavio per questo collegamento. Naturalmente torneremo a parlarne, come detto, nell'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Ed abbiamo un aggiornamento relativamente ai due cadaveri che sono stati ritrovati oggi pomeriggio a Padova, in una villetta in via Faggin, nel quartiere dell'Arcella. Si tratta di fratello e sorella, 50 anni circa, sono stati ritrovati oggi pomeriggio da un altro fratello che era appunto giunto in casa dopo che non li sentiva da qualche giorno. Secondo le prime sommarie informazioni, sul posto naturalmente sono in corso tutti gli accertamenti del caso da parte della polizia scientifica e della squadra mobile della questura di Padova. Sui corpi, dicevo, pare non siano stati riscontrati segni evidenti di colpi d'arma da fuoco o di arma da taglio. Naturalmente vi aggiorneremo nel corso delle prossime edizioni. Noi ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco restate con noi. E rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri TG. Hanno superato i 4 milioni di euro le offerte versate sul conto corrente attivato dalla Regione Veneto a sostegno dei territori colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo di fine ottobre. L'ha reso noto su Facebook il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando che è davvero un'enorme gara di solidarietà che ha investito il Veneto e che ci aiuterà a realizzare opere di tutela del suolo e di ripristino dei boschi spazzati via dal vento. Ed ora torniamo a Venezia per una vicenda davvero singolare, l'intervento della polizia municipale la scorsa notte presso il ponte di Calatrava a Venezia, dove una coppia di amanti un po' troppo focosi è stata denunciata. Vediamo. Loro probabilmente lo ignorano, ma se l'intervento della polizia municipale fosse avvenuto pochi minuti prima in quella che è ancora considerata fascia protetta per la possibile presenza di minori in strada, avrebbero anche rischiato l'arresto. Invece se la sono cavata con una denuncia a piede libero per atti osceni in luogo pubblico, con l'aggravante d'essere in luogo di passaggio. E che alle 23 di una sera di carnevale nessuno si accorgesse del rapporto consumato da una coppia di 36enni alla base del ponte di Calatrava, lui di Trebaseleghe, lei di Venezia, era obiettivamente impossibile. L'intervento degli agenti avvisati dai passanti ha interrotto la coppia, che è stata accompagnata negli uffici della polizia locale. È vero che a carnevale ogni scherzo vale, ha commentato ironicamente il comandante della municipale Marco Agostini, ma così mi sembra esagerato. Ed ora torniamo a parlare di Carnevale, perché domani è tutto pronto naturalmente per il gran finale del Martedì Grasso a Venezia come in terraferma, e Antenna 3 domani seguirà in diretta a partire dalle 14:45 la sfilata dei carri a Conegliano. Vediamo. Il Martedì Grasso a Conegliano si passerà divertendosi con la tradizionale sfilata di carri allegorici e con la partecipazione di 20 tra carri e gruppi mascherati. L'evento, completamente gratuito, sarà visibile anche da casa grazie alla diretta di Antenna 3. Per la festa sono attese dalle 10.000 alle 15.000 persone. Tutto è pronto, come conferma il sindaco di Conegliano Fabio Chies. Tutto pronto.
Ma assolutamente sì, il Carnevale è uno degli eventi che riportano i grandi bambini, che fanno felici i bimbi. È un appuntamento fisso che vede arrivare in città dalle 10 alle 15.000 persone, per cui veramente un afflusso meraviglioso. Una festa con un occhio di riguardo anche quest'anno sul fronte della sicurezza. Abbiamo messo in campo parecchi uomini per quanto riguarda la sicurezza, 70 uomini per l'esattezza, 18 per quanto riguarda la polizia locale e 52 gli operatori di protezione civile e associazioni di volontariato. La partenza della sfilata, quindi l'inizio della festa carnevalesca in piazza, è per le ore 14:30 e coinvolgerà via 9 febbraio, corso Mazzini, corso Vittorio Emanuele, via Cavour e via Garibaldi, via Colombo, viale Carducci e piazzale San Martino. Il centro cittadino naturalmente sarà chiuso al traffico già dalle 13:30, per cui noi adotteremo le chiusure come ogni anno. I parcheggi consigliati sono quelli che si utilizzano normalmente come parcheggi scambiatori, come per esempio giù in via Pittoni e via Del Ruio, che sono quelli più prossimi al centro cittadino. Attenzione però, chi vuole partecipare all'evento deve rispettare alcune regole. Petardi e bombolette spray sono severamente proibiti. Sì, la sanzione naturalmente è amministrativa e va da un minimo di 25 euro a un massimo di 500, naturalmente poi c'è la sanzione accessoria del sequestro dei petardi o delle bombolette spray. Un ultimo aggiornamento prima di chiudere sui 2 cadaveri che sono stati ritrovati nel pomeriggio a Padova, nel quartiere dell'Arcella, in una villetta. Si tratta di fratello e sorella. Sui corpi sono stati trovati segni di arma da taglio. A fare la macabra scoperta un terzo fratello che non li sentiva da tempo. Maggiori dettagli nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Vi ricordo ora una notizia di sport, perché il Treviso Basket ha vinto la Coppa Italia, primo storico trionfo a 6 anni dalla nascita della società, e la partita verrà trasmessa domani sera a partire dalle 20:45 su Telenord Est, emittente del nostro gruppo Media Nord-Est. Uno sguardo velocissimo alla nostra programmazione. 20:10 subito dopo i TG, questa sera ospite in studio il sindaco di Treviso Mario Conte, e come ogni lunedì alle 21:15, dalle 21:15 torna Ring, la politica alle corde, con Alessandro Zana, Alberto Villanova e Raffaele Barato. Conduce Alessandro Avarino. Grazie per essere stati con noi e vi lascio come sempre in chiusura alle previsioni del tempo. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo. La giornata di martedì 5 marzo sarà ancora all'insegna del tempo stabile grazie alla costante presenza dell'alta pressione. Vediamo la situazione nel dettaglio. Come anticipato, sul Veneto il tempo sarà asciutto, il sole infatti dominerà sulla nostra regione e il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso. Qualche nube in più sarà possibile solamente sul Bellunese, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature sempre lievemente sopra la media stagionale, le minime saranno comprese tra 3 e 6 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 17 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli Venezia Giulia. Poche novità, perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso, salvo per qualche foschia mattutina sul Pordenonese, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 5 e 7 gradi, le massime invece oscilleranno tra i 13 e i 15 gradi. Diamo uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso sui settori meridionali, ma risulterà a tratti coperto invece altrove. Temperature minime comprese tra 2 e 3 gradi. Le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi circa. Bene, dal meteo per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.